Buonasera a tutti, ben chiatazza, Gnovis. In tal bielmiec di una pandemia, lis chiastroneris no han di chiatà spazi. Scomincin la vos, entie no, Trieste e il Friuli Vignese Giulia non sono fatti di persone, schiadinei, la scienza. Lo ha detto il presidente Regione Massimiliano Fedriga, commentante la increscita di infezioni in tal territorio. A Trieste la incidenza è di 350 casi ogni 100.000 abitanti in tagli ultimi 7 dis, il triplo del resto della regione. Una situazione è stata spiegata di lungo di una conferenza stampa in regione per le manifestazioni no Green Pass delle ultime settimane in città. Dispiede di qualche squadrista di tastiere Novax, alla dita il governatore, o quindi conta in mood clar e net c'è che da ora succede dal punto di vista epidemiologico. La vaccina funziona, ha effetti collaterali un'evore poca importanza e a parte risultati. Vonde conta stupidadis alla concludut Fedriga. E in place Unità d'Italia non potranno farsi più manifestazioni fin dall'anno. La improvisazione di corteus e intropamenti è stata comunicata a buon'ora dal prefetto di Trieste Valerio Valenti. Tra i provvedimenti a studi per evitare il pericolo delle zone sale sono sanzioni pesanti ai organizzatori di manifestazioni che non vengono rispettati obblighi di legge, tanto che distanziamento dalle persone e obblighi di mascherute. All'orizzonte anche un'ordinanza sindacale che sarà condivisa domani con i prince cittadini di tutti e quattro i chiavslug di province. Valenti alla fazzave ai manifestanti o sei liberi di non vaccinarsi, di fare il tampon ogni 2 dis, ma la site vivi che gli altri. A Trieste intanto il numero più grande della regione di infezioni, 93 persone sono risultate positivi al Covid partecipando a manifestazioni no Green Pass. Un identikit richiamato delle autodeclarazioni delle persone che si sono sottomettuti a tampon. Lo ha detto il responsabile delle task force sanitarie dal Friuli Vignese Giulia, Fabio Barbone, richiamando il concetto dal burlaccio perfetto. Sono persone non vaccinate che sono con tante persone, senza mettere la mascherute, fevelante e chiantante, situazione che ha favorito la diffusione da infezioni. E le terapie intensive arrivano in UE al 10% di occupazione, limite di zone sale, misure che tacche però domesse in tal stesso tempo, le aree mediche hanno occupato il 15% dei posti iet. UE in regione su 1535 tampons molecolari sono stati rilevati 63 news infezioni con una percentuale di positività del 4,1%. Sono anche 4196 le prove antigeniche di due che sono state rilevate 9 casi. Non si registra in decessi, sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che arrivano a 75 pazienti in altri reparti e avanzano a 2081 le persone in isolamento. E in vista di un aumento probabile di pazienti Covid grass di cura in ospedale, le aziende sanitarie universitarie Friul Centrale hanno riorganizzato i reparti di terapie intensive. Plencun nufri coverats, dopo di mesi di dire il reparto la seconda terapia intensiva è stata deliberata con 12 postiezze pronte per emergenze coronavirus severis. Lo fa sapere il direttore strutture operative complesse di rianimazione e terapie intensive Flavio Bassi e a lei in fase di attivazione sempre all'ospedale di Udin anche un reparto la cura alle persone portatori sanis di Covid al venastai pazienza accettati in ospedale in emergenze per traumi, infarti o patologie di altri generi in che smute si va a tutelare che altri pazienti no Covid e il personale sanitario. Alle daure arriva su tutta la regione aer forte, temporarie, ploie di intensi, a moderaris con burraschiaris possibile, aghe alte fra Lignan e Grau. La protezione civile regionale ha mandato fuori un'alerte di color sale per il pericolo di criticità idrogeologiche su tutto il territorio dal Friuli Vignese Giulia, des 6 di UE svot di domani. Un fronte atlantico freddo intenso all'interesse della regione
di sera in te prime parti di notte sono spietati ploie intense e un'evore intense anche in forma di temporale, specie sulle zone di Pordenone, probabilmente rimanculi invece in Val Chianale sulla queste orientale. Un tian di chiace sbrissati in un canalone alle state salvati sulla Mont Lovinciole dalle gruppi dal Verzegnis. Le operazioni di recupero sono state fatte a più o manco 1500 metri sul livello del mare e hanno venuto impegnata anche un elicottero del Sguardis dal FUC e dal reparto di Vignese a operare il salvamento. Sono stati pompiers di Tomiece. A son gli scuelis e la pista ciclabile, le primi opere che la confermate giunte di Tarcinte a smida completamente ai primi mesi di mandato. Non sconte tutti il sindaco Mauro Steccati. Le opere che noi vendi fa e sono prima di tutto completare che venza in vore. La pista ciclabile che collega Magnano e Riviera con la frazione di Molinis e sono circa 4 km, i lavori sono stati cominciati il mese di mai e vorresti definire il mese di marzo dell'anno prossimo. E è un lavoro importante. Dopo il lavoro, un altro lavoro importante è quello delle scuole. Le scuole di Viale Matteotti, le scuole elementari, no? Lì che si è scogliuto lavorare per mettere a posto dal punto di vista delle normative perché riguarda la vulnerabilità sismica. Un lavoro importante, un lavoro imponente, cominciato nel mese di febbraio, che finiranno a GK l'anno prossimo e sono circa 1.400.000 euro. E dopo viene in Pins il Pringlot che sta per finire del Parco Attrezzato Vivanda, lì che finalmente si potrà fare le manifestazioni, le sagre, ma anche si potrà adoperare tutto l'anno per fare giù ai frutti, fare sociali ai vecchi, agli anziani e stare insieme in una zona centrale del paese. E per usgnota le dutta vi odissi domani con Gnovis, mandi.